La zona coperta dalle telecamere di videosorveglianza e di filmati che riprendono i banditi sono già nelle mani dei carabinieri, malviventi che potrebbero avere le ore contate. La comunità si è risvegliata sotto shock. Essendo una piccola comunità a Cavallino Treporti, ci si conosce un po' tutti, ho ritenuto di andare a casa di queste persone per vedere se avevano bisogno di qualcosa e per sapere le condizioni di salute. Auspico che ci sia un miglioramento notevole del figlio Alberto, e ovviamente il papà è anche già rientrato a casa e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Un assalto che lascia una ferita fra i cittadini e soprattutto un senso di impotenza e paura. Preoccupazione però che ci fa anche ben sperare, essendo un territorio molto ben sorvegliato dal punto di vista delle telecamere, che possano esserci degli sviluppi nei prossimi giorni. Auspichiamo infatti che ci sia proprio, che vengano presi questi malviventi anche per renderci tutti un po' più tranquilli. Il sistema di videosorveglianza è stato implementato negli anni e negli ultimi 3 l'accesso alle immagini ai carabinieri è diretto. È stato un via vai nell'abitazione della famiglia di amici, di parenti e vicini di casa che hanno voluto portare una parola di conforto, residenti che sono esasperati per queste incursioni, non con questa violenza e gravità, ci dice il vicino, ma di furti ce ne sono stati diversi. Il carabiniere ha detto: se entro, che sono in casa, io o loro non vanno fuori. Lei pensa di fare qualcosa, di mettere qualche sistema d'allarme di più? Sì, però lo faremo, ma tanto i buoi sono fuori adesso. Come ha dormito stanotte dopo quello che è accaduto? Sempre col cuore in gola. Fa un po' specie che tu vai a casa e ti trovi delle persone così armate, diciamo anche per i familiari, per le persone anziane che non sono abituate a queste cose, ti fa venire un po' di magone, insomma. È venuto a salutarli? Un saluto penso che possa essere di conforto in questi momenti.